l'anno scorso, anche oggi, ultimo giorno di scuola, e vado a recuperare la zavorra. Ora che sono appena partito di casa sono 20 alle 11 e dovrebbe uscire per le 11, quindi dovrei arrivare in tempo, siccome è dall'altra parte di Cremona. Che palle, c'è un po' di traffico. Sono in tangenziale, sono quasi arrivato, dovrebbero mancare non più di 5 minuti di strada. Quindi direi che ci sto dentro anche con l'orario in teoria. Se sto semaforo magari si decidesse a diventare verde. Sì, c'è scritto salire sulla striscia gialla, ma la striscia gialla non c'è più perché hanno riasfaltato. Speriamo che il sensore funzioni lo stesso. Ok, è andato. Dov'è che è qua, dritta? La tangenziale deve andare qua in fondo, c'è un bivio col cartello tangenziale sulla destra, poi fa tutto il giro. Ok. Buongiorno. Sei in moto anche te? Vabbè, mi aspetti allora. Dov'è che sei? Ah no, ma voi dovete andare al... A su scendiamo. Cazzo, niente. Poi raggiungiamo. Va bene. Ok. Oddio. Bello come 5 minuti fa sono passati i carabinieri. Ciao. Dai che la benzina la va. Ecco. Aspetta un secondo. Aspetta che passa questi. È là, è là. Zavorra recuperata. Cosa? Buongiorno!
Ah, bello. Ma l'ha lasciata accesa da prima. Direzione centro. Ma figa. Perché fermo? Verde. Dai. Figa, mi sa che è un po' pieno. Anzi no, la metto qua. Scendi, scendi. Aspetta che... Posso? La devo mettere un po' dietro. Cosa? Ora direzione sushi. Speriamo di trovare il parcheggio. Ostia. Lo so, ma devo cercare il parcheggio. Ma no, è un privato quello lì. Sì, entri in casa di qualcuno. Ostia, no, non la metto qua. Tutti adesso devono passare. Sì, questo qua mi lascia passare, ma quelli là no. Oh. Scendi. Scendi. Sei salita? E ora si va verso l'Iperco. Sushi veramente ingombrante.
Ho sudato come un... lo so, fa caldissimo su. Quattro e mezza.